Le erogazioni minori si svolgevano nei 3 giorni che precedevano la festa dell'Ascensione, che originariamente cadeva di giovedì a data mobile. Le erogazioni maggiori avevano invece una data fissa, il 25 aprile, festa di San Marco. All'alba i fedeli si radunavano presso la parrocchiale e si incamminavano seguendo il sacerdote in paramenti viola, segno di penitenza. In processione, recitando preghiere e le litanie dei santi, raggiungevano il Col della Spina e appunto la chiesetta di San Marco, dove il sacerdote avrebbe benedetto i terreni aspergendoli con l'acqua santa in direzione dei 4 punti cardinali. Sarebbe poi seguita la messa. Questa pratica, revisionata nel 1984 da Papa Giovanni Paolo II, si è conservata come benedizione del creato. La chiesetta di San Marco è custode della memoria di questa ritualità ed è significativo che essa venga valorizzata da una comunità che ha un particolare legame con i riti religiosi. Revine è famosa ben oltre i confini diocesani o della provincia di Treviso perché dal 1934, senza interruzioni, per le sue strade viene rappresentato il presepe vivente e dal 1929, seppur con alcune interruzioni, anche la Passione di Cristo. 2 momenti che richiamano numerosissimi visitatori e aggregano i revinesi, dove giovani e meno giovani, figuranti e operatori dietro le quinte, lavorano insieme per settimane. In un'epoca in cui la comunicazione percorre altre strade, in cui i film ci hanno raccontato questi importanti brani del Vangelo, Revine testimonia che una narrazione teatrale sincera, ambientata tra le vie e i luoghi sacri di questo borgo, resta efficace, coinvolge, aiuta la meditazione, annuncia la festa. Nel territorio della diocesi di Vittorio Veneto le chiese sono davvero numerose, diverse per origine, datazione, dimensioni, collocazione. Ma ogni segno del sacro ha una sua ragione per essere conosciuto e racconta anche la storia dello spazio che lo ha accolto e della comunità che lo ha voluto. È questa una delle ragioni profonde che ha spinto la parrocchia di Revine ad impegnarsi nel recupero della chiesetta di San Marco, trovando professionisti, collaboratori e sostenitori competenti e disponibili. La chiesa di San Marco sorge sul Col della Spina e il toponimo evoca uno spazio strappato faticosamente ai rovi per essere coltivato. Un fazzoletto di terra, certo, ma assolato e certamente prezioso. Nel 1532 questo luogo era chiamato il Campo della Spina. Siamo in un privilegiato punto panoramico a 260 metri sul livello del mare. Da qui lo sguardo si distende ad abbracciare la mole del Pizzoc con i suoi 1565 metri d'altitudine. Ne possiamo seguire i fianchi verso est e verso nord, risalendo così la Valla Pisina. Verso sud lo sguardo abbraccia le colline moreniche di Tarzo e del Vittoriese, ma è verso ovest che l'orizzonte diventa ampio, comprende l'intera Valsana. Si nota il rilievo di Gai, dove l'antica lingua glaciale si è fermata, creando con il suo peso la depressione che ospita i laghi di Revine Lago e Tarzo. Stiamo ammirando un territorio dall'orografia davvero unica che nel 2019 si è meritato il riconoscimento UNESCO di Patrimonio dell'Umanità. A ridosso del Col della Spina, oggi corre il confine tra il comune di Vittorio Veneto e quello di Revine Lago, che con una retta risale poi il fianco del Visentin e verso sud quello della Biscosta e del Monte Baldo. Da qui passa anche l'antica Via Maestra. Fino al 1830 questo era il percorso che, svolgendosi sul fianco della montagna, collegava l'Unghere ai paesi della vallata. La sua attuale valorizzazione risponde al desiderio dei tanti che cercano percorsi antichi per muoversi in natura, poggiando i propri passi dove per secoli li hanno calcati commercianti, pellegrini e viandanti. Sul Col della Spina sorgeva una delle 3 fortificazioni di Revine. In alto c'era il Castello Maggiore, più in basso quello di Montefrascone e in questo rilievo quello del Magnader.
Non a caso qui, il 30 ottobre 1918, avvenne uno degli ultimi scontri della Grande Guerra, che hanno portato alla definitiva chiusura del fronte italo-austriaco e, 12 giorni dopo, alla conclusione della Prima Guerra Mondiale. Siamo nelle ultime fasi della battaglia di Vittorio Veneto. L'11° battaglione dei bersaglieri ciclisti, passato il Piave, si dirige verso la vallata per intercettare quel che resta della 6ª armata austro-ungarica in ritirata verso il Fadalto e il San Boldo. E sul Col della Spina avvenne uno scontro che costò la vita al capitano Costanzo Colombino e al sergente Gaetano Reggiani. Per una pallottola vagante morirà anche uno sfortunato abitante di questo borgo che, affetto da sordità, era uscito di casa senza aver capito che c'era uno scontro in atto. Raggiungere il Col della Spina, prendersi un attimo per sostare qui davanti a questa chiesetta, godere di questi momenti di tranquillità, questo è l'obiettivo che possiamo darci per raggiungere questo luogo, che però è anche un'occasione preziosa per ricordare questi momenti della nostra storia. I segni del sacro si dispongono a campire gli spazi dove l'uomo vive e a segnare i confini, reali o visuali, del proprio territorio. Ne risulta una stratificazione di questi segni del sacro, che sono segni dell'uomo. Qui a Revine troviamo la chiesa parrocchiale, un santuario di antica devozione, l'oratorio campestre di San Marco, una chiesetta di recente edificazione. Ma poi ecco i crocifissi che segnavano gli incroci in campagna e in montagna, laddove per colpa del demonio ci si poteva perdere. Poi gli innumerevoli capitelli che scorgiamo lungo le suggestive strade lastricate del borgo, fino alle croci sulle cime della montagna, a segnare obiettivi da raggiungere o confini da precisare. Tanti segni così stratificati e conviventi sono testimonianza di una lunga storia. Già la dedicazione della chiesa parrocchiale a San Matteo, uno degli evangelisti, è indicazione dell'antichità della sua fondazione che si perde nelle pieghe dell'Alto Medioevo, ipotizzandone l'esistenza fin dal VII-VIII secolo, quale espansione dalla pieve serravallese di Sant'Andrea di Bigonzo. La sua storia documentata si avvia dal 300 e con lo scorrere dei secoli diviene sempre più precisata e descritta, sia dal punto di vista della vita religiosa che architettonica. Ricordiamo che nel 1537 diventa parrocchia, emancipandosi dall'antica chiesa matrice, e che numerose sono le tappe della sua edificazione, conclusasi nel 1954. Esiste anche un edificio di culto molto recente, voluto dalla comunità. Si tratta della chiesetta della Madonna della Neve, eretta in località Lama delle Crode. Sorge a 650 metri sul livello del mare sopra l'abitato di Revine. Venne consacrata nel 1981 e ricorda la miracolosa nevicata avvenuta sull'Esquilino alla metà del IV secolo, da cui prese vita l'edificazione della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore. A Revine è presente un altro particolarissimo luogo di culto, il santuario di San Francesco di Paola, che sorge sul Col Silver, alle pendici del Monte Frascone. Se osserviamo la sua posizione lo riconosciamo come parte di un sistema di 3 santuari. Da est a ovest incontriamo il santuario di Sant'Augusta, questo di Revine, e quello più occidentale della Madonna del Carmine a Miane. Segni imprescindibili per la storia religiosa del territorio, evidenti punti di riferimento geografico che hanno sostituito antichi fortilizi che punteggiavano i fianchi della montagna. La costruzione di questo luogo di culto si deve a Don Giovanni Domenico Cumano, che fu parroco di Revine tra il 1676 e il 1719 e che ha lasciato un minuzioso resoconto dell'edificazione di questa cappella privata, della storia degli arredi, delle decorazioni della chiesa e dell'appartamento annesso, la sua residenza. Un'impresa che lo ha impegnato dal 1677 al 1702, occupandosi nel frattempo di lavori anche nella chiesa parrocchiale, per poi istituire una confraternita dedicata al santo calabrese Francesco di Paola, fondatore dell'Ordine dei Minimi. Il santuario si raggiunge grazie ad un percorso acciottolato a zigzag, originariamente punteggiato da 6 cappelle, che con la chiesa facevano memoria delle 7 chiese di Roma.
Negli anni 30 dell'Ottocento sono state poi aggiunte altre edicole a comporre il tradizionale percorso della Via Crucis. Raggiungere il santuario è vivere l'esperienza dell'ascendere, di salire verso il sacro, ma oggi è anche un'occasione imperdibile per prendere gradualmente visione di questo straordinario territorio, la cui storia è antichissima. Caratterizzata da un ambiente palustre e di torbiere, vanta ritrovamenti di tronchi fossili di 15.000 anni fa e un villaggio palafitticolo del Neolitico, databile tra 6.000 e 3.500 anni fa, oggi ricostruito come parco archeologico didattico Il Livelet. Ma è l'intero borgo a conservare un sapore d'antichità. Le ripide stradine sono lastricate con ciottoli e con pietra a spacco del Bisentin. Le abitazioni sono raccolte in cortili, hanno facciate caratterizzate dal piol, il ballatoio in legno con scala esterna, spazi importanti a supporto dell'agricoltura di sussistenza di queste terre, dove ad esempio si essiccavano le pannocchie. Il sagrato della chiesa, il Col della Spina, i cortili, la riva del lago, ecco i luoghi dove si svolgeva la vita di un tempo. Su tutti va ricordato l'ottocentesco lavatoio delle Lame. Una tettoia sostenuta frontalmente da colonne protegge la lunga fontana. All'esterno, una grande vasca ovoidale realizzata nel 1892 è adatta per fare il bucato. Questo era un vero privilegio per le donne di Revine che non dovevano recarsi sulle sponde, a volte fangose, del lago per lavare i panni. Una struttura rustica che non manca però di eleganza, realizzata con la pietra bianca locale, tale da inserirsi perfettamente nel paesaggio. Un luogo di lavoro, di freddo e di geloni alle mani, ma anche un luogo imprescindibile della socialità femminile, dove recarsi per sapere e far sapere, caratterizzato da un suo paesaggio sonoro. Rumori di secchi che si riempiono, ma poi chiacchiere, risate squillanti, canti per accompagnare ritmicamente lo sciabordio e lo sbattere dei panni.
Buonasera a tutti e ben ritrovati nella nostra rubrica Chiese missionarie, Igrejas em Missão. È un po' di tempo che non ci ritroviamo perché la nostra ultima puntata è stata alla fine dell'anno, ma abbiamo avuto tutto un tempo di preparativi pasquali, esperienze varie che sono avvenute e ci hanno portato oggi a riprendere il contatto con i nostri fratelli della diocesi di Livramento e quindi facciamo subito il nostro saluto, portiamo il nostro saluto a Don Paolo e anche, come vedete, insieme a lui quest'oggi c'è anche Sua Eccellenza Monsignor Corrado. Allora, come state? Benvenuti, come state? Bene, grazie, grazie. Bene, Sua Tutto Eccellenza? bene, grazie. Ecco Paolo, molto bene. Siete belli, bellissimi. Com'è lì il tempo? Dai, cominciamo dalle cose semplici, poi andiamo nelle cose più strutturate. Sta arrivando l'inverno, che comunque è sempre bello caldo, anche l'inverno, non ci lamentiamo. La, la nostra città incomincia i festeggiamenti per il mese di giugno, festeggiamenti grandi, grandi per la festa di San João. È un tempo di festa per la città, molto bello, molto bello. E anche un po' di confusione perché le strade chiuse, aprono così. Però stiamo bene, contenti. Si vede, avete proprio due volti solari, questo è molto bello, tutti e due, che bello. Siamo contenti di ritrovarvi. Allora, oggi nel nostro quarto appuntamento abbiamo un po' scelto insieme di condividere le nostre esperienze reciproche di chiese sorelle sul tempo di Pasqua che è appena trascorso, un po' fare un bilancio su come è andata e raccontarci com'è stata questa esperienza. E quindi aprirei subito un po' una conversazione con Sua Eccellenza, Monsignor Corrado, se ci racconta come la diocesi di Livramento ha vissuto la Pasqua, i preparativi, quindi il tempo di Quaresima, la Pasqua e poi il tempo dopo il momento della Pasqua, quindi quello che è stato vissuto fino ad ora. Beh, il tempo di Quaresima e di conseguenza anche la Pasqua è con mia positiva sorpresa, è un tempo molto sentito, molto sentito. Nella diocesi fondamentalmente ci sono alcune iniziative che riguardano l'intera comunità diocesana. Quella più significativa durante la Quaresima è la campagna di fraternità. È un'iniziativa che riguarda tutto il Brasile, ma che poi viene tradotta concretamente nelle singole diocesi. Il tema, perché ogni anno ha un tema particolare, che è un tema che riguarda la situazione sociale del Brasile, che impegna tutte le diocesi a riflettere e anche a agire in riferimento questa situazione. Il tema di quest'anno, che è scritto in questo libretto che è stato diffuso è fraternità e alloggio, moradia significa alloggio, e riguarda l'annoso e grave problema dell'abitazione, che a dire il vero nella nostra parrocchia non è così disastroso, ma in altri luoghi del Brasile, pensiamo alle famose favelas che sono le periferie delle grandi città, a cominciare da San Paolo, ma venendo anche a Salvador, che è la capitale dello Stato in cui ci troviamo, costituiscono una piaga veramente grave. Nella nostra parrocchia abbiamo vissuto anche noi questo impegno della carta della campagna di fraternità, sensibilizzandolo nelle varie celebrazioni eucaristiche o di formazione della catechesi. Quindi è stato un impegno costante nella Quaresima in tutti i momenti celebrativi e formativi. Questo è stato un'iniziativa che ha caratterizzato tutto il periodo di Quaresima. Contemporaneamente nella diocesi un altro momento forte è stato la celebrazione della messa del Crisma, che qui a Livramento non viene celebrata il
giovedì santo, ma anticipatamente in una delle parrocchie della diocesi, e anche quest'anno è stato così. Tutti i sacerdoti, naturalmente accompagnando il vescovo, si sono recati in questa parrocchia con un grande afflusso di gente e di persone da tutta la diocesi che ha partecipato solennemente a questa Santa Messa del Crisma, che ho capito essere un appuntamento diocesano particolarmente sentito, vissuto molto in maniera molto convinta e positiva, un momento forte della Quaresima. Queste sono state le due iniziative generali che hanno caratterizzato tutta la diocesi e che, specialmente la prima, poi sono concretizzate ovviamente nelle singole parrocchie. È molto interessante questa idea di collegare a un tema sociale, no? La Quaresima, questo è molto interessante. E d'altronde anche nella nostra diocesi noi viviamo quella che si chiama la Quaresima di fraternità, che però, come dire, è più legata alla dimensione dell'animazione missionaria, però fa riferimento anche qui alla possibilità di venire incontro a delle fatiche inerenti o legate a chiese che sono più in difficoltà, per cui noi l'associamo in genere a dei progetti di solidarietà abbastanza strutturati e quindi finalizzati proprio a sollevare situazioni di fatica. Quindi anche qui c'è un impegno sociale un po' più legato alla globalità, diciamo così, più che alla diocesi, all'intradiocesi, quindi anche questo è molto bello. E qui in Italia, voi sapete, qui in diocesi di Vittorio Veneto abbiamo accompagnato la Quaresima con il libretto Sappiatevi amati, che è il libretto prodotto certo dal centro missionario ma ha una valenza diocesana, viene diffuso in tutte le parrocchie e offre uno spunto. Quest'anno ha preso come spunto la Dilexi Te, che è l'ultima nota del nostro, la prima diciamo lettera del nostro nuovo Papa, scusate, che tra l'altro abbiamo accompagnato in quest'anno, in questo suo primo anno di vita insieme a noi. E tra l'altro la Dilexi Te è proprio un'enciclica particolare, attenta al cuore, all'amore, ma in particolare anche ai poveri, quindi proprio alle fatiche degli ultimi. Chiederei adesso a Don Paolo, padre Paolo, di invece dirci com'è stata in Tagnassù. Sì, faccio confusione, Paolo, perché tra padre che si dice qui, padre, dom per dire vescovo, ogni volta vado in confusione, devo riconnettermi, sono sempre io. Però Paolo, raccontaci a Tagnassù invece la parrocchia, le varie comunità, come hanno vissuto questo tempo? Beh, il tempo quaresimale vissuto qui è stato intenso perché abbiamo offerto la possibilità a tutte le messe celebrate nella chiesa matrice ma anche nelle comunità, sempre mezz'ora prima, 40 minuti prima, la presenza o del parroco o del vescovo Dogorado per la possibilità delle confessioni, che io dico che anche le persone hanno approfittato della presenza dei preti per poter confessarsi e prepararsi bene. Non manca ogni anno la grande celebrazione penitenziale, è fatta nella chiesa matrice, dove c'è una celebrazione per la confessione, e anche noi andiamo ad aiutare le altre parrocchie vicine per le confessioni della chiesa matrice, momento penitenziale forte. Poi i progetti, soprattutto lo studio, la riflessione nei vari, nelle comunità, nei quartieri delle comunità, della carta della fraternità sacerdotale, appunto quest'anno sulla riflessione sulla moragia, sull'abitare, che di maniera autonoma fanno le varie comunità e i vari quartieri, si ritrovano, pregano, leggono, si confrontano, parlano per tentare anche di apprendere uno stile di vita diverso, più cristiano. Quest'anno una novità è che il ricavato della campagna della fraternità, il 40% va alla Chiesa del Brasile, il 60% resta nella diocesi, perché il vescovo diocesano apre, e anche quindi nelle parrocchie, apre la Caritas diocesana, che ancora non esisteva
e è una cosa nuova di questo anno. Il Vescovo ha pensato di cominciare questa attività della Caritas diocesana con questo piccolo fondo che è raccolto dalla campagna della fraternità, e anche noi la parrocchia abbiamo scelto 2 persone che sono andate al primo incontro e ci stiamo mettendo in atto per aiutare a un'abitazione buona, precisa, serve anche un gruppo, la Caritas, che aiuti cristiani e non cristiani a raggiungere questa nuova abitazione, no? E così stiamo in cammino con questo progetto. Ancora noi italiani lo conosciamo, ma per loro qua in Brasile è una cosa nuova, meglio per la nostra diocesi, perché nella Chiesa del Brasile c'è la Caritas, la nostra diocesi sta facendo il passo. Molto bello questo momento. È interessante questo frutto, no? Noi diamo per scontato che certe realtà siano così diffuse ovunque, in realtà non è così. Anche alcune semplici attività associative che noi abbiamo frequenti, pensiamo agli scout, pensiamo in realtà, nella realtà, non tutta la realtà brasiliana esiste in modo diffuso come nelle nostre comunità. C'è un altro stile, un'altra modalità di vivere comunque l'aggregazione, la fede, e la dimensione di Caritas mi rallegra perché questo ci permetterà magari in futuro, chi lo sa, di mettere in collegamento anche la nostra Caritas con la Caritas diocesana per creare nuove fratellanze, nuovi contatti, anche una rete consistente e sostenuta. Quindi bello. Mi sento di precisare L'altro vai. grande momento della Quaresima è stata la Settimana Santa, Maria Grazia. Momento, cominciando con la grande celebrazione delle Palme in tutte le comunità. La messa dove c'era il prete, ma le altre hanno fatto la celebrazione delle Palme presieduto dai ministri. Tutti hanno cominciato con la Domenica delle Palme e hanno vissuto bene il Triduo Pasquale. È un momento che preparano, che vivono, momento importante della Pasqua, che le comunità vivono di maniera partecipativa, qua nella Chiesa Matrice molto, ma anche nelle altre comunità, e veramente è stato bello celebrare i Giorni Santi insieme con le nostre comunità, dove almeno io respiro che c'è un desiderio, ecco, di incontrare Dio, di essere liberati e di fare esperienza di vita nuova. Il Triduo si è, diciamo, celebrato nella Chiesa Matrice, giusto? Quindi a Tagna Su. E le No, comunità tutte le convergevano? comunità, Come funziona? tutte le comunità celebrano il Triduo. Quando c'è il prete è con la messa, se no le comunità si arrangiano, In c'è il autonomia. ministro, la comunità che celebra la liturgia del Triduo. No, tutte come si chiama, la lavanda dei piedi, il bacio della croce e la notte della Pasqua col cielo pasquale, sì. È bello, molto bello. Molto bello. Quindi voi siete rimasti, avete girato qualche comunità in particolare, anche non so, Sua Eccellenza, avete colto qualche particolare che vi ha colpito? Noi abbiamo servito di più la Chiesa Matrice e la comunità di Sussuarana. Il Vescovo andava a Sussuarana, io nella Chiesa Matrice. Però il giorno di Pasqua abbiamo celebrato la messa di Pasqua anche in altre comunità, non solo nella Chiesa Matrice e nella comunità di Sussuarana, ma anche in altre comunità più piccole. Sì, così. Avete qualche aneddoto, qualche particolare storia che vi ha colpito, qualche relazione, qualche evento significativo del Triduo che vi ha un po' toccato? Io posso dire che mi ha colpito particolarmente la celebrazione del Giovedì Santo sera con la lavanda dei piedi, fatta con molto ordine, con molta calma, ma anche le altre celebrazioni, proprio celebrazioni che sono anche complesse, ma svolte in maniera ineccepibile. Mi ha proprio positivamente colpito questa precisione, questa dignità celebrativa della liturgia, almeno nella comunità dove sono andato. Io sono andato nella comunità di Sussuarana, ma penso che la stessa cosa sia stata qui dove è celebrato Don Paolo, a Tagna Su. Possiamo dire che c'è un'intensità, ecco, in questi momenti, c'è un'intensità, la gente sceglie, vuole partecipare e viene e partecipa con profondità. Dopo ci sono, per esempio qua nella Chiesa Matrice c'erano i bambini con le candele,
per la processione, sai come sono i bambini, fanno le loro robe, ma soprattutto anche lavando i piedi questi uomini di età diverse, giovani, anziani, che noi, almeno dove ero io cappellano, erano più bambini che facevano la lavanda dei piedi. Vedere gli uomini che fanno la lavanda dei piedi è un segno molto forte, anche di gente che conosci, che fa il muratore, di gente che conosci, che vedi nella strada e che dici, guarda qua, è lui oggi. No, è un momento molto intenso. Sicuramente dopo il Venerdì Santo, il bacio della croce, come da noi in Italia, la gente viene per vivere questo atto di adorazione con fede, è un momento importante, un momento bello, un momento bello. Bello. È stato bello vivere la Pasqua anche quest'anno. Bello. Allora, per i brasiliani che ci stanno ascoltando, raccontiamo anche un po' che cosa sta avvenendo, cosa è avvenuto qui nella nostra diocesi, quindi anche qui c'è una forte, no, concentrazione nelle parrocchie di vita, e anche per il nostro tempo è un momento di discernimento. Insomma, noi in genere lavoriamo meglio, attiviamo delle riflessioni relative alla conversione, e il Papa ci ha aiutato con una lettera dedicata proprio 3 parole, ha usato: conversione attraverso digiuno, l'ascolto e il farlo insieme, quindi la cooperazione, la condivisione. E queste 3 parole hanno accompagnato questo tempo. Io sono rimasta piacevolmente colpita perché, per esempio, noi abbiamo questo calendario quaresimale per cui ogni giorno c'è un brano, viene richiamata, c'è una paginetta dove si richiama il Vangelo del giorno, un piccolo accenno alla Dilexit e una preghiera finale. E abbiamo da quest'anno utilizzato, da qualche anno insomma, stiamo utilizzando la modalità WhatsApp, quindi tutte le mattine mandiamo un messaggio alle persone. Quest'anno abbiamo raggiunto con queste allora, solo io personalmente ho raggiunto più o meno 700 persone, ma a loro volta queste persone postavano, comunicavano, e questo nuovo stile, anche se vogliamo, no, di trasmissione del Vangelo, di evangelizzazione, che è più che altro legata al web ovviamente, però è stato molto sentito. Ecco, le persone aspettavano il messaggio per poter sintonizzarsi e ascoltare la parola. Questo è molto bello, non è, insomma, vuol dire, non è scontato, perché noi viviamo in un tempo dove abbiamo tutto, dove abbiamo bisogno anche di staccarci dalle cose materiali e recuperare la dimensione più spirituale e di contatto con Dio. E abbiamo bisogno anche del contatto con altre chiese che magari non hanno le stesse opportunità e che ci insegnano, no, a recuperare il senso profondo delle relazioni, il senso profondo della vita, ritornare ai valori basici, quelli che sono quelli evangelici, del Vangelo, dell'amore, della condivisione, dello stare insieme senza giudicarsi, senza criticare, proprio senza sparlar male della gente, insomma, quindi proprio nella semplicità della fraternità. E io spero proprio che la Quaresima possa aver avuto un po' di respiro anche in questo senso. Quindi voi l'avete sentita questa cosa laggiù? Come l'avete sentita voi la Quaresima, o meglio il tempo di Pasqua italiano lì in Brasile, per esempio? Avete avuto qualche percezione, feedback? Beh, io ero uno dei 700 che riceveva il tuo messaggio, Maria Grazia, ecco, ogni mattina. Anche Don Corrado. Anche Don Corrado. Anch'io. Abbiamo accompagnato questo momento. Dopo, devo dire la verità, di altre cose vissute in Italia del tempo quaresimale di Pasqua, già andare dietro quello che abbiamo da fare qua è sufficiente, ma non sempre c'è. Però ogni tanto quando qualcuno chiama, scrive, dice come sta andando, così, e mi è arrivato anche da qualche altro il tuo messaggio, sì, non solo tu me lo mandavi, qualcun altro me lo passava per dirmi: guarda, sto facendo questo ogni giorno. Vedo che questa modalità del messaggio con pensiero, di riflessione, la parola del Vangelo, anche qui in Brasile è vissuto da molti. Ci sono persone che lo fanno liberamente loro, condividono ogni giorno con gli altri, ma ci sono anche dei messaggi che arrivano. È una modalità che sta. Io penso che sia anche bello. Tante persone scrivono tante cose in internet, ricevere
una parola di Dio e un pensiero luminoso è meglio, cioè, non è che cambia il mondo, però mette in atto pensieri e sentimenti buoni, che dentro tanti altri pensieri brutti, secondo me, aiuta, ecco, aiuta. Mm. Grazie, mi hai fatto venire in mente che effettivamente il messaggio raggiunge molti popoli perché essendo un po' legata alle missioni arriva in Mozambico, arriva in Congo, arriva un po' a tutti i contatti che abbiamo, quindi si diffonde. Mi ricordo che c'è un vescovo del Mozambico, Padre Osorio, che noi abbiamo conosciuto come Padre Osorio, che ora è vescovo, che mi dice mandameli, che così li traduco in portoghese e poi li diffondo nella mia diocesi. Quindi voglio dire anche piccole perle che aiutano noi fratelli, no? Perché dobbiamo ricordarci che la nostra Chiesa è unica, non è che c'è o Vittorio, o Livramento, c'è il Mozambico, Maputo, siamo un'unica Chiesa, siamo un unico corpo in Gesù. Gesù non ci vuole separati, Lui ci pensa tutti uniti e per questo ha senso anche la condivisione tra chiese, che non è semplicemente un ti do qualcosa, è che noi siamo veramente come una mano e un piede nello stesso corpo, quindi non possiamo vivere separati e penso che la nostra esperienza missionaria ci aiuti, ci debba aiutare in questo senso a vivere intensamente questa unità, perché l'unità significa che se tu stai male laggiù, anche io sto male qua giù, non è solo prendo le mie cose in più e te le mando perché tu non le hai, no, è una cosa molto più profonda, parlando dal punto di vista della spiritualità. Cosa ne pensate? Beh, sicuramente la missione è vivere insieme, condividere la vita, aprirsi a vivere una fraternità diversa. Dovrebbe essere ecco, questo sentimento se c'è una parte della Chiesa o anche un'umanità che soffre, io devo sentire questo sentimento. Come al contrario c'è una parte che sta nell'allegria, io vivo dall'allegria della Chiesa. Sai, questo che stiamo preparando adesso, non so, io anticipo un momento, ma l'interscambio che vivremo tra i giovani della Chiesa brasiliana e i giovani della Chiesa di Vittorio Veneto un po' realizza questo sentimento di vivere questa realtà della missione, no? Del vivere insieme. Preparando i giovani che verranno in Italia per fare un'esperienza missionaria, io che avevo fatto l'esperienza missionaria organizzata dalla Diocesi di Vittorio Veneto in Africa, è molto diversa perché dall'Italia vai in Africa, è un ambiente più povero, è un ambiente che tutti dicono che ha bisogno, ma dei brasiliani che vengono nella Chiesa italiana, no? Che non è un ambiente povero, non è un ambiente che diciamo noi ha bisogno. Qual è l'aspetto missionario? L'aspetto missionario che si manifesta è proprio questo, vivere insieme, no? Vivere una fraternità come quella che ha fatto Gesù, che ha lasciato venuto dal cielo per vivere con noi e tornare il nostro fratello. Preparando questa esperienza missionaria che vivremo prossimamente in agosto, sempre più sto maturando questa idea. La missione è realizzare una fraternità dove tutti possono scoprire di essere figli e fratelli, figli di Dio, fratelli tra di loro in Gesù. Grazie Don Paolo perché hai proprio aperto l'argomento prossimo. Ah, Sua Eccellenza, anche lei vuole dire qualche pensierino, mi ci Sì, terrei. volevo fare un piccolo passo indietro quando parlavi del rapporto come Quaresima, Pasqua tra le due chiese. Anch'io posso dire non aver seguito chissà che cosa, però un piccolo fatto che mi ha colpito. E abbiamo mandato un breve messaggio di saluto, di augurio pasquale che è stato letto perché fosse letto nella Santa Messa del Crisma il giovedì santo mattina. E era una cosa che si faceva anche negli altri anni, e abbiamo fatto anche quest'anno, e mi ha colpito il riscontro che ne ho ricevuto. Molte persone, preti, ma anche laici, che hanno partecipato alla Messa del Crisma, mi hanno scritto gli auguri di Pasqua facendo riferimento a questo saluto
che è una cosa molto semplice, formale, potremmo dire, che invece realizza una comunione più forte di quello che io pensavo, che fa sentire come la fraternità sia qualcosa che supera le distanze e che mantiene un legame al di là appunto della distanza geografica. E la cosa mi ha colpito perché fondamentalmente quello che stiamo realizzando con l'interscambio che stiamo vivendo tra la diocesi di Vittorio e di Livramento non è, per essere realistici, non è chissà che cosa, una missione ad gentes, eccetera, eccetera. No, è una semplice presenza piccola, ma che realizza una comunione fra chiese e che apre lo spiraglio, una piccola finestra su una realtà molto, molto, molto importante che non dobbiamo mai dimenticare, cioè l'universalità della Chiesa. La Chiesa non è semplicemente una stanza chiusa, la Chiesa è un luogo universale, di apertura universale. Questo respiro universale che deve caratterizzare la nostra Chiesa non è solo uno sforzo che dobbiamo fare per essere più bravi, ma è un segno di speranza, è un segno che ci dà luce, ci dà forza e a volte può anche aiutarci a superare gli scoraggiamenti, i momenti bui che possono venire guardandoci attorno nel nostro piccolo realtà. La Chiesa è più grande, il respiro è universale e pertanto c'è un motivo per continuare a credere, a sperare, ad amare, un cuore che si apre a tutti. Credo che questa sia una dimensione molto bella e molto importante da mantenere sempre viva. Infatti è su questo valore profondo che si poggia l'esperienza che stiamo cercando di mettere in piedi con un sacco di dinamicità con Don Paolo per quest'estate, perché quest'estate proprio un bel gruppo di 20 persone, tra cui Don Paolo, Padre Marcos e 2 educatrici, accompagneranno quindi 16 giovani della diocesi di Livramento. È un'esperienza che abbiamo già vissuto nel 2023, a dire la verità, e quest'anno la replichiamo, ma in una formula un po' diversa. Raccontaci, Don Paolo, anche se io le so già, ma è bello che le racconti tu, quest'anno che novità ci sono? Beh, come dicevi, Don Marco d'Almagro con te aveva già incominciato l'esperienza nel 23 e dopo anche la nostra diocesi già 2 volte aveva visitato la chiesa di Livramento. Quest'anno è la diocesi di Livramento che viene un'esperienza di interscambio della diocesi di Vittorio Veneto. La novità fondamentalmente è un respiro più diocesano dell'attività dell'interscambio, ossia non sono soltanto i giovani dove è presente il padre, il prete italiano che che fanno l'esperienza dell'interscambio, ma abbiamo pensato insieme col vescovo Don Vicenzi di Livramento e anche con te e con il nostro centro missionario di fare la proposta che siano giovani della diocesi di Livramento che possono partecipare. Per noi in Italia sembra una cosa normale, ma dobbiamo sempre ricordarci che la dimensione diocesana qui in Brasile è un territorio enorme rispetto al nostro, quindi mettere insieme giovani da parti diverse della diocesi non è un'esperienza, non è una realtà così facile da realizzare. Per questo quest'anno abbiamo pensato di scegliere solo un'altra parrocchia, la parrocchia di Stagnassù, con un'altra parrocchia di Colnome, di Pitanga, e cominciare così 2 parrocchie insieme, dico che la mia parrocchia è distante 4 ore di macchina dalla parrocchia che si unisce a questo interscambio. Quindi immaginate voi un po' anche l'idea di trovarsi insieme per fare un cammino di preparazione, non è una cosa così immediata come è nella nostra diocesi, che prendi, vai a Vittorio Veneto in mezz'ora, incontri gli altri e puoi fare tutto quello che devi fare. Quindi l'esperienza già in sé, per il fatto che sia fatta così,
sta smuovendo, ecco, un po' il cammino. È la dimensione diocesana che stiamo crescendo e che il prossimo anno vorremmo anche di più modificare. Ma ecco, la novità prima è questa: 2 parrocchie insieme, 16 giovani, 2 preti, 2 accompagnatrici che partono e si stanno preparando così. Ogni parrocchia si prepara nella propria parrocchia con incontri mensili e attività mensili. L'incontro mensile è per preparare il cuore, la mente, le abitudini e la disponibilità per vivere l'esperienza. Invece le attività mensili sono attività per cercare di ricevere un po' di soldi, per preparare quello che serve, quello che vogliamo portare via. Quindi ci sono 2 momenti nella parrocchia: spiritualità e azioni. E dopo ci sono stati 3 momenti uniti con anche l'altra parrocchia, diocesani, diciamo così, sempre per fare gruppo, che si torni un gruppo unico, non 2 parrocchie, ma si torni un gruppo unico, per coltivare la spiritualità della missione. Che cos'è la missione? Riflettiamo molto su questo tema, la missione e anche per organizzare poi l'esperienza, perché l'esperienza la fanno loro, non è che vanno dietro a quello che diciamo noi, l'esperienza la fanno loro, organizzare insieme l'esperienza dei giorni in Italia. Per il momento le sfide sono tante, Maria Grazia, non è tutto così facile, sono persone, quindi anche diverse tra di loro, che vivono in posti diversi, ma io sono contento perché vedo che come il desiderio c'è, anche i passi li stanno facendo. Non manca poi tanto, perché lo diciamo, è dal 20 agosto al 5 settembre l'esperienza dell'interscambio nella nostra diocesi di Vittorio Veneto. Per questo ormai manca solo 2 mesi a partire. Abbiamo ancora qualche attività da fare, qualche cosa da preparare. Qualche biglietto del treno da comprare, che ci sono lavori, sì. insomma è tutto così. Allora, precisiamo però che qui a Vittorio, allora, il gruppo parte il 20 di agosto, ma perché faranno un passaggio per Roma, dove visiteranno la capitale, insomma con l'occasione che sono in Italia abbiamo pensato di permettere ai giovani di vedere anche la nostra capitale, insomma in particolare il Vaticano, la sede papale. Dopo anche vedere la capitale, visitare dove abita Don Armando, al più brasileiro, e andare alla parrocchia Nostra Signora del Perpetuo Soccorro, che è la parrocchia dove c'è l'icona della nostra padroera, del nostro patrono. Quindi, non possiamo non fare. Non si può, soprattutto i brasiliani che ci tengono così tanto, è importante, è un senso di accoglienza, di ospitalità. Però il 24 di agosto partiranno da Roma e verranno nella nostra diocesi. I giovani saranno ospitati dal nostro seminario, nel nostro seminario, e insieme a loro cogliamo anche l'occasione perché stiamo costituendo un gruppo di giovani italiani che vivranno insieme ai brasiliani per una decina di giorni. Poi il gruppo partirà da Venezia il 3 di settembre, con arrivo presunto in Tagnassù, poi nelle varie parrocchie il 5. Però immaginate che per viaggiare, insomma, noi contiamo sempre 2 giorni, ora che si parta da Tagnassù per arrivare in aeroporto ci vuole un giorno, per arrivare poi in Italia un altro giorno e mezzo, quindi il viaggio non è proprio così leggero. Cosa faremo in questi tempi? Prova a buttare giù tu, Paolo, alcune delle idee che abbiamo buttato giù, dopo io integro. L'esperienza di interscambio io dico che ha 3 dimensioni. La prima è vivere insieme brasiliani e italiani. Questa convivenza in un luogo e attività insieme è sicuramente la prima attività dell'interscambio per aiutare nel vivere insieme persone di nazionalità differente, ma che comunque tutte stanno facendo il proprio cammino di fede. Insieme vivremo la fraternità, la quotidianità dei giorni, e dopo anche la visita ad alcuni luoghi significativi per la fede, ecco, in Italia, con incontro con testimoni che ci parleranno della fede. In più visiteremo le nostre parrocchie, qualche nostra parrocchia e qualche nostra realtà della nostra diocesi. Quindi
saranno giorni intensi, molto intensi, che chiederanno un dinamismo e una certa disponibilità anche ad adattarsi. Così, direi, riassumendo, vivere insieme, visitare luoghi significativi, Venezia, Padova, luoghi dove ci sono chiese e luoghi dove ci sono esperienze di fede forti, incontrare testimoni e dopo visitare le nostre parrocchie, vedere la vita delle nostre parrocchie normale, i Gresti, i campi estivi, la domenica in parrocchia, a fede. E non mancherà anche l'incontro con la comunità brasiliana presente nella nostra diocesi. Ottimo, hai già detto tutto tu, quindi noi sappiate che per organizzare questo, insomma, stiamo veramente collaborando con tantissime persone che ringraziamo, moltissimi tra l'altro, Paolo, possiamo proprio dirlo, sono stati generosi anche nell'aiutarci perché anche solo semplicemente l'acquisto dei biglietti aerei è stata una spesa non da poco, ecco, quindi sono sempre giovani che vengono da situazioni non facilissime e in questo senso la nostra diocesi ha già dimostrato una profonda generosità, molti benefattori, insomma hanno già quasi coperto tutto il costo dei biglietti che è stato consistente. Ora si tratta vi sollecitiamo anzi a darci una mano anche per gestire le attività, però più che altro con la Penso che presenza. sia importante dire che questo aspetto economico dell'esperienza è fatto sì per la generosità di molte persone italiane che io ringrazio anche, che ho incontrato quando sono stato in gennaio, che comunque amano la Chiesa e ci stanno aiutando, ma è fatta anche dalla scelta delle persone qui in Brasile, perché ogni partecipante, secondo le proprie capacità, chiaro, sono diverse le capacità di un brasiliano rispetto alle nostre, ma secondo le proprie capacità mette un proprio contributo. E anche le parrocchie di Tagnassubi e Pitanga mettono un contributo per aiutare. Non è che, sì, certo che la proporzione è diversa, però si manifesta anche nella scelta economica della parrocchia e del singolo il desiderio di vivere questa esperienza, che non è solo ricevuta così senza impegno, ma ha un impegno personale e anche comunitario, quindi senza ombra di dubbio il nostro grazie a tutti gli italiani e alla Chiesa italiana che ci aiuta, ma dico anche che cerchiamo anche noi di fare la nostra parte e stiamo Assolutamente. facendo. No, hai fatto bene a precisarlo perché l'abbiamo proprio voluta questa cosa come segno anche di assunzione di responsabilità, perché noi non abbiamo mai voluto pensare di organizzare un viaggio turistico, ma un'esperienza di scambio fra chiese e questo va precisato e vorremmo precisarlo perché è proprio l'idea di poter creare momenti dove la nostra diocesi dialoga con questi giovani, quindi anche le visite alle parrocchie, che vorrà dire partecipare alla celebrazione eucaristica e poi fare un incontro, avrà questo respiro di dialogo, di comunicazione, di conoscenza. Reciproca, perché avviene sia attraverso questa trasmissione, però è importante l'incontro e noi cercheremo attraverso i testimoni che si sono comunque resi disponibili di portare questo messaggio. Tra l'altro qui con me c'è Federico della Tenda TV che si è reso disponibile, insomma, anche se mi sta facendo una faccia un po' strana, mi ha detto sì, ma cercheremo durante l'intercambio, no, l'abbiamo detto, dai, durante l'intercambio anche di mettere online alcune avventure con questo intento, non di far vedere grandi cose, ma di far conoscere le nostre realtà, quello che sta avvenendo. E questo secondo me è importante perché vorremmo che questo progetto lo sentiamo come un progetto di tutti, non è un progetto dell'ufficio missionario, di Don Paolo, di Sua Eccellenza, non è un progetto di persone, ma è un progetto di Chiesa e noi vorremmo davvero che questa cosa, questo messaggio passasse, quindi ci auguriamo che questa cosa avvenga. Allora, noi per oggi... dimmi, Condivideremo, vai. condivideremo un po' il programma probabilmente
Spero che chi desidera incontrare il gruppo dei brasiliani e anche salutare me, va benissimo, partecipi ai vari momenti che vivremo nella nostra diocesi. Io credo che sarà un incontro di fede e di speranza per tutti. Volevo solo dire che a breve, entro entro metà giugno, comunicheremo a tutti il più possibile tutte le informazioni sulle date di dove saranno i giovani, dove pernotteranno, tutte diciamo, nozioni tecniche, perché abbiamo scelto delle parrocchie logistiche, non possiamo andare in tutte le parrocchie della diocesi, ma 4 parrocchie dove tutti potranno venire a incontrare i giovani, quindi state allerta per le informazioni che vi daremo. Bene, allora per continuare la nostra riflessione abbiamo pensato, e anche per invogliare qualche giovane se vorrà partecipare, qualche italiano, a questa settimana sono 10 giorni residenziali, quindi chi aderirà a questa proposta che verrà lanciata anche attraverso i siti della diocesi, ma quello della pastorale giovanile e del progetto Andiamo Oltre, chi desidera partecipare può farlo o in modo residenziale o in modo semi-residenziale, ma speriamo a livello residenziale, quindi alloggeremo insieme ai brasiliani, anche noi vivremo tutti insieme, mangeremo insieme e parteciperemo a questa attività. Ma per raccontarvi meglio questa esperienza abbiamo trovato una ragazza che ha partecipato, Francesca Battistella, che ha partecipato all'intercambio del 2023. Lei non è mai stata in Brasile, se non per il fatto che è nata lì con la sua famiglia quando era piccola, è stata lì quando era molto piccola, ma veramente ha fatto parte del gruppo residenziale che ha accolto i brasiliani del 2023. Adesso lanciamo una intervista che le abbiamo fatto per sentire che esperienza ha passato e com'è stata. Ciao, io sono Francesca Battistella. Nel 2023 ho partecipato all'interscambio Italia-Brasile che si è tenuto qui a Vittorio Veneto e mi ricordo ancora come se fosse ieri il giorno in cui sono arrivate le ragazze e i ragazzi e li stavamo aspettando fuori nella strada. Ogni macchina che passava sembrava fossero loro, quindi eravamo super contenti. Quando poi sono finalmente arrivati eravamo al massimo della gioia. È stata un'esperienza molto bella, insieme a loro abbiamo vissuto questa settimana di convivenza, abbiamo dormito anche insieme alle ragazze, eravamo miste italiane e brasiliane e abbiamo visitato Vittorio Veneto, abbiamo visitato Padova, Venezia e è stato proprio molto bello, molto arricchente. E lo consiglio perché è una settimana che ti permette di conoscere tante nuove persone, sia di altre culture, sia anche le altre ragazze italiane e ragazzi italiani. Noi non ci conoscevamo tra di noi e quindi è stata proprio una settimana molto arricchente. Abbiamo sentito Francesca e anche il suo entusiasmo e quindi sulla scia di questo invito noi vi salutiamo Padre Paolo e Monsignor Corrado, ma lo facciamo come di consueto chiedendovi, e questa volta Sua Eccellenza lei me lo deve fare come piacere personale, ci deve dire qualcosa in lingua portoghese, in brasiliano, per favore ci faccia un saluto perché la gente me lo chiede, mi dicono ma ha imparato e è necessario. Allora io mi limito a salutarvi in brasiliano. Calorosas saudações a todos vocês e Deus vos abençoe. Amen. Molto bene. Super! Grazie Sua Eccellenza, ma siccome l'ho sentita, io so che lei è molto brava a parlare, è un po' timido, ma lei è bravissimo. Padre Paolo, un saluto anche da parte tua per i nostri telespettatori, quelli che ci stanno seguendo. Um bom dia a todos, irmãos e irmãs. Obrigado para ter acompanhado a nossa transmissão. Deus vos abençoe e até mais. Un abraço. Benissimo, grazie. Io ricordo chi ci segue allora che ci rivedremo per l'intercambio, probabilmente andremo direttamente ad agosto raccontandovi quello che accadrà, il pregresso e quello che succederà dopo. Vi ricordo che noi periodicamente nella rubrica nell'azione, nel settimanale L'Azione, troviamo sempre un articolo generosamente preparato da Sua Eccellenza Monsignor Corrado che ci accompagna
accompagna con le riflessioni inerenti a quello che sta avvenendo, no, nella diocesi di Livramento, e quindi con queste notizie ci vediamo per l'intercambio e vi aspettiamo calorosamente, tranne Sua Eccellenza che resterà a casa. Le tocca tenere a bada la canonica, la parrocchia, Sua Eccellenza. Certamente, certamente. Ma ce la farà, ce la farà. Un caro saluto a Ciao tutti Maria e alla Grazia, prossima, a ciao. presto. Ciao, Ciao a grazie, tutti. ciao, ciao. Dai giubilate, huyen in libertate, fate gaudio nel creato. Cari telespettatori della Tenda TV, benvenuti in questa nuova rubrica che ci accompagnerà quest'estate a tutto Grest. Una rubrica nata per raccontare l'esperienza estiva nelle nostre parrocchie, i Grest che soprattutto vengono fatti durante l'estate, un'esperienza molto bella che racconta la vivacità, ecco, delle nostre comunità, che racconta la bellezza di queste iniziative rivolte ai più piccoli ma che coinvolgono tutto il paese. Vedremo alcune realtà delle nostre diocesi dove l'animazione è protagonista. Ci saranno racconti dei ragazzi, degli animatori e degli adulti. Oggi ci troviamo in particolare a Motta di Livenza nel patronato Don Bosco, che ha una lunga tradizione di animazione e di Grest. Ma andiamo insieme a conoscere i protagonisti di questa esperienza estiva che sta dando anima anche a tutta la città e a tutta la parrocchia. Bella fra, dai che si va, sotto l'ombra del sole tutti. Siamo qui con Don Claudio Sodigon, vicario parrocchiale di Motta di Livenza, di San Giovanni e di Villanova. Don Claudio, come sta andando il Grest qui a Motta di Livenza? Buongiorno a tutti intanto, l'esperienza sta andando molto bene, siamo all'ultima settimana di Grest su 3, è un'esperienza sicuramente molto significativa e anche particolarmente calda. Girando per la struttura abbiamo visto il vostro bellissimo patronato, tanti bambini, tanti animatori, tanti adulti. Come giudichi questa presenza e come è stato questo percorso di queste 3 settimane? Sicuramente una presenza significativa, stiamo parlando di 250 bambini, 80 animatori, una trentina di adulti che si rendono disponibili nei laboratori, 10 universitari che ci danno una mano. Ecco, si capisce che c'è voglia di stare insieme, di vivere relazioni e di vivere, ecco, qualcosa di diverso rispetto al solito. Queste settimane sono state bene, sono state all'insegna di San Francesco nell'8° centenario dalla morte. E questa figura di santità ci ha un po' accompagnato in questi giorni e io credo abbia affascinato anche i bambini, i ragazzi e i giovani, perché San Francesco è una figura significativa per il fatto della sua capacità di aver lasciato tutto per seguire il Signore. Questo credo parli anche a noi oggi ancora e quindi è stata un'esperienza sicuramente molto, molto bella. San Francesco è una figura, un santo che parla a tutti, e poi qui a Motta anche con la presenza del santuario dei frati sicuramente è una presenza che è significativa. Siamo qui con Norina, fa parte del direttivo del Grest di Motta di Livenza. Norina, chiediamo come sta andando intanto questa esperienza, questo Grest che si sta avviando verso la conclusione e come è stata anche la preparazione degli animatori a questa importante esperienza nella parrocchia.
Sì, intanto è un'esperienza sempre bellissima che vede coinvolti tanti ragazzi della nostra comunità. Ci siamo avvalsi di Ora Giovane, educatori che sono venuti qua in 2 giornate a preparare i nostri animatori. Ci teniamo parecchio alla formazione. Poi abbiamo avuto un incontro un po' più teorico con Don Mauro Pollesello, che ci ha aiutato anche lui a fare un po' il focus su come deve essere l'animatore, che tipo di contributo può dare per la riuscita del GREST. Ci tengo a dire che è importante lavorare sulla formazione di questi ragazzi, è un bel momento anche per gli animatori. Si introducono bans nuovi, laboratori nuovi, ma credo che la cosa più importante sia per un ragazzo alla fine di queste 3 settimane come si è sentito accolto e come si è divertito e capito anche dagli animatori che gli hanno dedicato gratuitamente del tempo. Tanti bambini, tanti animatori, ma anche una bella presenza di adulti in questo GREST. E quanto è importante il loro aiuto, la loro presenza. Sì, gli adulti sono senz'altro una componente molto importante per il GREST, anche nel proprio lavorare con gli animatori durante i laboratori. Il loro impegno è all'incirca di 1 ora e mezza nella mattinata lunga del GREST, però si preparano già da gennaio con dei laboratori sempre nuovi, coinvolgenti, dove creatività e manualità vengono gestite anche nel risparmio dei materiali, nel riciclo e quindi educando anche i ragazzi ad essere creativi e soprattutto a metterci della loro in questi lavoretti che ogni settimana portano a casa. Norina, tanti anni di esperienza qui al GREST di Motta di Livenza, cosa ti porti a casa da ogni anno e da ogni GREST che hai fatto? Mi porto a casa intanto tutti i ragazzi, che sento un po' anche figli miei, perché li vedo in occasione del catechismo, in occasione di altre iniziative che la parrocchia propone, senz'altro un grande bisogno di essere ascoltati e accolti in momenti che sono sani, di crescita sana. Dai che si va, alziamo le mani, senti l'energia, muoviamo le braccia, 1, 2, 3, via, bella. Perché ci sia un GREST ci devono essere dei giovani, degli animatori che dedicano il loro tempo, la loro estate, la loro passione per condividere dei momenti di gioia, di festa e di animazione con i bambini e con i ragazzi. Andiamo a ascoltare alcune delle loro impressioni, un loro commento di questa iniziativa. I vostri nomi? Matteo, Angelica, Andrea, Mattia. Vedo che avete una bella maglietta con una scritta. Allora, che cosa riporta questa scritta? Qual è il tema del vostro GREST? La maglietta riporta la scritta Bella Fra. Il tema del GREST è San Francesco d'Assisi. E come noi altri GREST hanno preso questa stessa iniziativa, è stato fatto appunto per 800° anno dalla morte di San Francesco. Ormai il GREST sta andando verso la conclusione, sono state 3 settimane impegnative, contenti di questa esperienza? sì, siamo molto contenti e niente, pensiamo che sta andando molto bene il GREST. Cosa vi portate a casa di queste settimane, di queste mattine calde, però in questo bel ambiente con questi numerosi bambini? Allora sicuramente ci portiamo dietro la bella esperienza di stare comunque in compagnia. Ci ha permesso questo GREST di legare comunque con nuove persone, nuovi compagni e metterci in gioco soprattutto con queste giornate calde a supportare i bambini, ma anche comunque creare un bel rapporto tra di noi animatori e appunto mi porterò dietro 2-3 belle settimane piene di emozioni ed esperienze. In questo GREST siete tanti animatori, com'è l'esperienza del lavorare insieme, del preparare insieme le attività e poi ne svolgerle durante le giornate di GREST? Allora, penso che la coordinazione tra noi animatori sia una delle